Tra i servizi di fotodocumentazione commissionati a Giacomelli negli anni 30, spicca una serie di immagini relative all'inaugurazione dell'aeroporto Giovanni Nicelli al Lido di Venezia, avvenuta nel marzo del 1935. Un ampio report volto a ritrarre esterni ed interni dei nuovi edifici che completavano e rilanciavano un aeroporto storico dell'aviazione italiana, in realtà già attivo dal 26 e detentore di un record nazionale, e cioè il decollo del primo aereo commerciale italiano, il 18 agosto di quell'anno. Le fotografie di Giacomelli vennero pubblicate nei maggiori periodici locali, tra i quali la rivista mensile della città di Venezia, organo del comune, e le Tre Venezie, rivista ufficiale della Federazione Provinciale Fascista di Venezia, trovando perciò un'immediata diffusione stampa. L'aeroporto Nicelli si colloca sul margine settentrionale dell'isola, nella zona di San Nicolò. Sin dal 1909 era attestata nell'area la presenza di un servizio postale per i comandi militari. L'aeroporto civile venne costruito appunto nel 26 per iniziativa del conte Umberto Klinger e fu dedicato ad un sergente pilota scomparso nella Prima Guerra Mondiale, per l'appunto Giovanni Nicelli. Nel giro di pochi anni si ebbe un progressivo aumento delle linee aeree che mettevano in collegamento Venezia con i principali scali italiani ed europei. L'aeroporto era gestito dalla Società Anonima di Navigazione Aerea Transadriatica, poi confluita nella Società Aerea Mediterranea ed infine sostituita dall'Ala Littoria. Nel corso degli anni 30 lo scalo acquisì un'importanza sempre maggiore in campo internazionale, grazie alla centralità che stava assumendo Venezia nel panorama turistico e culturale e al contemporaneo insediarsi nel litorale ridense di nuove strutture ricettive, come ad esempio il Palazzo del Cinema e il Casinò. Lo testimoniano ampiamente le numerose immagini conservate nel Fondo Giacomelli, che ritraggono l'arrivo all'aeroporto degli illustri ospiti della Mostra del Cinema.